i 10 comandamenti della Letizia Mosè, Moratti, Mancino, Berlusconi, Napoletano. Dice vocalizzare, grazie, altrimenti Conatini Caput ha detto che se ne va, si licenzia. Dice femmina, bisogna dedicarle una canzone, la scelga Nein 15. Dice per vedere Conatini Caput su lei mal. Vabbè. Che bisogna cominciare da sotto? Vabbè. Mister Steppenwolf, con il numero della Spinoso che ci dobbiamo fare, brodo? Tiene un numero. Meglio di un quarto di vitiello ai ferri. 02 76 39 4701. Signor sono Silvio Salve, qui si risponde alle domande. Qui è vietato fare domande. Se lo metta bene in quella biglia da biliardo che si ritrova al posto della testa. Vale per tutti, nessuno escluso. Il 3R di 3N ha risposto al tuo commento su Canale 5 pedine del giudice Mesiano. Dice, per Nen 22 Forsette. Moratti, Mancino, Napoletano. Berlusconi dice è una troia. Tutte e quattro, una troia. 4 su una sola troia. Vabbè. E dice una troia di merda. I figli dice debbono essere spremuti e frustrati prima di morire. Beh. Ma glielo dica direttamente, signor Tiltré. A me frega un cazzo. È il nostro Milan, la nostra Milano, our Milan. No, piuttosto invii i suoi preziosi suggerimenti alla Moratti Mosè. Ecco. C'è la cartolina, ecco, gratis, non c'è bisogno neanche del francobollo, Ma no, ma è logico che Mesiano non può giudicare. Il Tribunale di Milano è fuori legge, chiuderlo, ripulirlo e poi i nomi dei togati più, li ho fatti, li sapete, procedere. Basta con le chiacchiere, con i manifesti, con i comandamenti, ma se ci sono dei... E comunque prima di lanciare manifesti e nuovi comandamenti bisogna mettere in opera i 10 comandamenti vecchi, quelli antichi, quelli di Mosè, quelli della tavola leggere. Quelli bisogna mettere e poi se ne possono fare altri. Se ci sono dei giudici corrotti bisogna prendersela soprattutto con i giudici e impiccarli. Ma è logico che Mesiano non può giudicare. Il Tribunale di Milano è fuori legge. Chiuderlo, ripulirlo e poi i nomi dei togati più li ho fatti, li sapete, procedere. Basta con le chiacchiere, con i manifesti, i soldi da un mafioso all'altro. Ma che sti sono scemi? I soldi tolti ai mafiosi, se sono mafiosi, devono andare alle vittime di questo stato infame. È tutto chiaro? Quei 750 o milioni a me, dice, potrebbero bastare come acconto nell'attesa del saldo, dice, è tutto chiaro? Nina, tiene le idee chiare, e per forza ci sta dentro, con sti chiari di luna, me la stai facendo un muro di fame, poverino. E comunque uno che non riesce a dirimere una questione che ha per oggetto un tubo, non vale un tubo, altro che giudice. Molto licenziamento, eccetera, tolleranza zero. Il tubo del Mesiano, a mo' d'esempio, in quel cazzo di tribunale chiunque vi entri è un cimitero. Non fanno niente, non fanno un cazzo. Avanti e indietro per i corridoi, una sigaretta dietro l'altra, avanti e indietro, fumano, bevono, chattano, tramano. Se ci fosse un ministro e non quel cazzone di Alfano, la toga in Italia è indifendibile. E la rovina bisogna rivoltarla come un calzino. Non è possibile. E allora sprofondate, vaffanculo. Sto cazzo di italiani, quelli con la G, non hanno nemmeno lo spirito di conservazione. Volete crepare? E crepate. Arriva a fanculo.
un giudice. Un giudice che si fa corrompere non è un giudice. E poi un solo giudice non può, deve avere per forza delle complicità. Ecco, associazione a delinquere, chiudete quel cazzo di tribunale. Poi, sacra notazione Paccolia è la causa di tutti i mali d'Italia e del mondo. Disattivarla. Tutto il resto è conseguenza. €1 per l'informazione, per la distruzione dell'infezione. O con me o con l'infezione. Con quell'orinale che si ostinano a chiamare Tribunale di Milano. O con me, il cittadino, o con loro, il baldacchino, il cotechino, eccetera. Il pedalino. Non si può essere contro Berlusconi e a favore di De Benedetti. Uno è mafioso e l'altro pure, o nessuno dei due. Non si combatte il malaffare alleandosi con uno dei malaffari, con il malaffare in generale. O sono ambedue mafiosi, o nessuno dei due. Eh sì, perché in Italia niente si può fare se non si scende a patti con la mafia. Potrebbe anche risultare che i due, vale per tutti, più che mafiosi, sono vittime della mafia. Eh sì, perché prova a metterti contro i padreterni in toga di Milano. Prova. Italiani, basta ragionare con i piedi, con la pancia, con il culo, quel cazzo di testa che avete sul collo, a che cazzo vi serve? Minacce al premier. Angelo Russo della Russoccherania non è il premier, è un cittadino, un semplice cittadino. La Main, sorelline, fratellini, pure. Minacce al premier e risate. Fossero quelle le minacce, KK con Atile Caput. Ecco, fino a prova contraria, gli unici mafiosi accertati, sicuri, portano la toga e popolano quell'orinale che si ostinano a chiamare tribunale. I mafiosi accertati dovrebbero accertare se mafioso è qualcun altro, ma non fatemi ridere, aiativine! Solo i coglioni si lascerebbero processare da quelle merde che popolano quell'orinale. Tu, merdaccia dell'orinale, vuoi processare a me? No, te processo io a te, sei tu cesso. Dignità, ci vuole dignità. Se c'hai a dignità, te passa a paura tutte cose. E a dignità, se c'hai ragione, devi tenere a dignità. Se c'hai ragione, hai pure dignità. Non la perdere. Un fascicolo contro Conatini Caput. Un fascicolo, e magari segreto. Un fascicolo, dice, lo voglio illustrato. Dice, mi confermi che la procura è mafia. Un fascicolo, nel caso, come dice la Main, attaccare al dossier numero 27938/04. Basta dire così e s'ammusciano. Basta dire così e i Conatini Caput, dice clap. Beh, sono verita, no? Ha fatto pure la canzoncina. Io tengo becco. E becco o becco. Con una 2C e con una C, perfetta. Nessuno, dice, mi può giudicare. Io posso giudicare a te, a Issu, a Iddi, a Iddu, a Iddi, a tutti. Io dice sotto solo a LAA, Universal Giudice. Il giudice universale, insomma. Lo vice Dio, insomma. A sbrigate, venga a biare i mafiosi grossi. Sto paese non mi piace proprio, tenga la nostalgia do paese mia. Dice pulito, sereno. Non un paradiso quasi. Voi ci avete sinna che come la Moratti, o paese mio Moratti, manco a lavare i piatti. Ma questa è Senora che parla sempre così. Sarà Senora. Non mi manca italiano, sa parlare, sa scrivere e parlare un napoletano e tutti i dialetti. Ma Sobracchino la musa del Petrarca, nonché Oca del Campidoglio di Milano, tiene ragione a Laura Tragni, no? Come tiene ragione quando basta
minacce gravi nei confronti della dottoressa Laura Tragni, giudice del Tribunale di Milano. Voglio ballare sul tuo cadavere. Beh, le manette, la camicetta, la mussaruola, in vacanza in fondo al mare. O fogna è lo stesso, dice. Tragni, formica, baccarozza, tarantola, ancora 7 insetti, palla al centro. La Tragni, altro keynesiana. La Tragni, o paesi mia, manco a pulire i cessi, manco più concime. La Tragni prima querela e poi nega. Io dice non ho mai querelata nessuno. Tanto per dirne una, a raccontare, cantare, decantare la Tragni. E Bracchino perde tempo dietro la Mesiana. Bracchino nessuno eri, nessuno sei, nessuno sarai.